Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Proseguono le attività programmate nell'ambito del progetto ICM, Cent'anni di cultura e sport inclusivi e solidali a Gorizia. L'iniziativa di questa mattina ha voluto porre il focus proprio sull'inclusività, con un incontro realizzato in collaborazione con Anfas Gorizia al Circolo Ippico del Preval, nella splendida cornice offerta dal Coglio. Alla visita hanno partecipato una decina di persone con disabilità intellettive e relazionali di vario tipo, come la sindrome di Down, ritardi cognitivi e disturbi dello spettro autistico. Prima della pandemia, il Covid, il maneggio del Preval offriva regolarmente attività specifiche rivolte a persone disabili grazie alla collaborazione con il Consorzio Isontino Servizi Integrati. Quella di stamattina è stata quindi l'occasione ideale per riavviare, con le varie associazioni ed enti che operano nel territorio, un programma di attività volto a migliorare le condizioni psicofisiche delle persone che patiscono varie condizioni di disabilità. Il gruppo ha potuto svolgere attività di avvicinamento non solo con i cavalli, ma anche con altri animali da fattoria come asini, pecore, capre e maiali. L'esperienza si è poi conclusa con un rinfresco offerto dal centro ippico e da Anfas, onlus che opera nel Goriziano dal 1968 a sostegno delle famiglie con persone disabili, intellettivi o relazionali. L'iniziativa rientra nel programma di attività finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno della ripartenza delle attività culturali e sportive dopo il drammatico stop imposto dall'emergenza sanitaria degli ultimi 2 anni.